Di recente qui sul canale abbiamo parlato del ROI, Return on Investment, e abbiamo detto che è uno degli indici di bilancio più utilizzati. Quindi se non hai visto quel video, lo trovi qui in alto a destra. Anche oggi parliamo di un indice di bilancio molto importante, ma come le scorse volte vale lo stesso disclaimer. Gli indici non vanno presi singolarmente, non sono oro colato e vanno soprattutto calati nel contesto aziendale e della tipologia di impresa che stiamo analizzando. Ciò significa che valori potenzialmente negativi di questo indice non rivelano necessariamente uno stato di difficoltà di questa impresa, non sono indici da prendere in senso assoluto. Ricordo ancora una volta che l'indice deve funzionare come un campanello d'allarme, ci deve far drizzare le orecchie riguardo qualcosa che potenzialmente potrebbe non andare bene, ma non è detto che quella cosa non vada effettivamente bene. Detto questo, iniziamo a parlare del ROS, Return on Sales, cioè letteralmente ritorno economico sulle vendite. Il ROS non è nient'altro che il rapporto tra il risultato operativo e le vendite, tutto moltiplicato per 100. Non fatevi ingannare però da quest'ultima moltiplicazione. Il valore per 100 significa unicamente che questo valore è espresso in percentuale, appunto. Detto questo, le vendite che si trovano al denominatore sono i ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti venduti dall'impresa. Facciamo un esempio semplice per capire. Io sono un'impresa che produce biciclette e ne vendo 10 in un anno dal valore di 500 l'una. Quindi 500 per 10 farà 5.000 euro. 5.000 euro non è nient'altro che il valore delle vendite che sta al denominatore. Il risultato operativo, che vi avevo già spiegato nel video sul ROI, è semplicemente la differenza tra i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa e i costi derivanti sempre dalla stessa attività. E vi ricordo che l'attività caratteristica di un'impresa è l'attività svolta tipica di quell'impresa. Ad esempio, se abbiamo la nostra impresa di grissini, produrre grissini è la sua attività caratteristica. Tornando all'esempio di prima, se produrre quelle 10 biciclette mi è costato 200 euro l'una, significherà che 200 per 10 biciclette ci è costato in tutto 2.000 euro. Il risultato operativo si fa prendendo i 5.000 euro che abbiamo calcolato prima, meno 2.000 e ci rimane 3.000 euro. A questo punto siamo già in grado di calcolarci il ROS. Facciamo 3.000 diviso 5.000 per 100 e ci fa il 60%. Cerchiamo ora di capire che utilità possa avere questo indicatore, a che cosa ci serve, e analizziamo in particolare che cosa c'è al numeratore e che cosa c'è al denominatore. Al numeratore abbiamo ricavi meno costi, mentre al denominatore abbiamo solo i costi, e questo significa che se i nostri costi fossero 0, il nostro ROS sarebbe del 100%. Nel caso in cui invece i costi fossero uguali ai ricavi, allora il nostro ROS sarebbe dello 0%. Il ROS infatti esprime quanta parte dei ricavi rimane dopo aver pagato anche i costi. Il ROS non è nient'altro che il margine che uno ha sulle vendite, e cioè al netto dei costi quanta percentuale del ricavato ci rimane dopo aver pagato tutto e aver venduto il bene. Ve la pongo in altri termini. Se il ROS è del 60%, significa che in tasca mi rimangono 60 centesimi, mentre 40 centesimi li ho dovuti utilizzare per produrre, per sostenere i costi. Semplicemente più alto è il ROS, maggiori sono i profitti per un'impresa. A questo punto si può fare un'analisi molto interessante sulle imprese commerciali, cioè quelle che comprano dei prodotti finiti e li rivendono a noi consumatori. Consideriamo a questo punto da una parte il piccolo negozio di alimentari sotto casa e dall'altra la grande catena di distribuzioni Esselunga. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato da Esselunga, non ho niente contro né pro Esselunga, è semplicemente il primo che mi è venuto in mente. Se andrete nel negozio sotto casa noterete che i prezzi sono molto più alti rispetto agli stessi prodotti venduti da Esselunga, e questo ha diverse cause, tra le quali le economie di scala. Non spiegherò in questo video che cosa sono, ma voglio concentrarmi sugli effetti che questo ha. Il piccolo negozietto sotto casa che fa prezzi più alti ha un ROS molto alto, ha dei margini molto alti, a differenza di tutte le grandi catene di distribuzione come Esselunga che hanno margini ristrettissimi. E allora per quale motivo Esselunga ha degli utili molto maggiori rispetto al negozietto sotto casa? Per il semplice motivo che i capitali investiti da Esselunga sono di gran lunga maggiori. Esselunga costituisce il proprio utile vendendo milioni, se non miliardi, di prodotti tutti gli anni. Il negozietto sotto casa ne vende poche migliaia. Il guadagno che fa Esselunga su ogni prodotto può essere anche di pochi centesimi,
ma quei pochi centesimi li dovete moltiplicare per milioni e quindi ha sicuramente un utile maggiore rispetto alle poche migliaia che fa il negozietto. A questo punto però possiamo fare un piccolo passetto in avanti ancora. Possiamo capire da che cosa dipende il fatto che la nostra attività caratteristica sia molto redditizia oppure meno redditizia. Coerentemente con quanto detto prima, il primo fattore è il ROS, cioè quanto ci guadagniamo per ogni oggetto venduto, il guadagno unitario. Per ogni bene venduto abbiamo un certo margine. Dall'altra parte il secondo fattore è la quantità di unità vendute, che possiamo benissimo assimilare al capitale che abbiamo investito nella nostra attività caratteristica. Maggiore questo valore e maggiore sarà il guadagno. Il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate qui sotto commenti, mi piace, condivisioni, qualsiasi cosa supporta questo canale. Mi raccomando. La redditività è la capacità di produrre reddito, produttività in senso economico.